Droga a chili, 480 quelli sequestrati per un valore di 20 milioni di euro, importata dal Sud America da un'organizzazione i cui gangli sono nel Vicentino ma con origini per taluni calabresi. A disarticolare il sodalizio criminale ci ha pensato l'operazione Interforze, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. 120 uomini impegnati in attività di intercettazione e decodificazione di messaggi criptati e pedinamenti. 12 le persone arrestate, di cui 8 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, uno con obbligo di dimora e un ultimo con obbligo di presentazione alla polizia. L'accusa per tutti è di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Non stiamo parlando di 2 o 3 bustine o di 10 overi, ma stiamo parlando ovviamente di quantitativi di livello elevato che arrivavano in questa provincia. Ci troviamo secondo me di fronte a un gruppo di persone in grado, solidi evidentemente, con una solidità economica notevole, in grado di importare un quantitativo notevole di stupefacente. Una disarticolazione non solo dal punto di vista operativo, ma anche patrimoniale e finanziario, con il sequestro in conto di 250.000 euro in un appartamento a Milano. E sottraendone le disponibilità patrimoniali e finanziarie ne ha determinato un grossissimo vulnus operativo, sia sotto profilo di riciclare proprio illecito profitto, sia per autofinanziarsi con i sodali. L'operazione affonda le sue radici nel sequestro iniziale a gennaio del 2017 della mezza tonnellata di cocaina da parte delle autorità croate, droga in pacchetti da 1 chilo nascosti in una macchina operatrice destinata ad un'azienda di Schio, il cui imprenditore verrà arrestato e condannato, ma che risulterà uno dei membri importanti dell'organizzazione. Con una consegna cosiddetta controllata all'imprenditore arrivano solo 2 chili di cocaina. Da qui iniziano le intercettazioni che portano ad altri imprenditori nel settore conciario, stabili, aziende utilizzate per l'importazione della droga dal Sud America, ma se necessario anche dall'Olanda. Nell'organizzazione c'era chi era dedito alla pianificazione dell'importazione, veri e propri grossisti, chi al reperimento dei clienti, chi fungeva da intermediario tra la base dell'organizzazione e il vertice. A tirare le fila nel Vicentino 2 soggetti di origini calabrese referenti per diverse andrine locali che mettevano i soldi.